a Portogallo abbiamo un problema sollevato da molti cittadini, Sì. I parcheggiatori abusivi che sono di fronte all'ospedale vecchio e all'ospedale nuovo di questa città. Cosa dovrebbe fare un'amministrazione comunale, le autorità preposte per contrastare questo fenomeno illegale? Dare i vigili, che sono la forza comunale competente per queste cose, e allontanare questi signori. Semplice, cioè dovrebbero presidiare l'area. Questo credo che debba fare un amministratore di buon senso. Presidiare l'area credo che sia la cosa più importante. Perché semplicemente non possono chiedere, stanno facendo una cosa che non è, dal mio punto di vista, idonea, soprattutto in un posto in cui la gente va perché soffre, sì, non va perché va a fare la spesa, che anche lì è un atto assolutamente da condannare. E soprattutto anche perché facendo così, se queste persone significa che guadagnano. È la stessa cosa i venditori abusivi. E aumentano anche di giorno in giorno. E se aumentano di giorno in giorno vuol dire che trovano un mercato, no? Trovando un mercato è chiaro che il fenomeno non diminuisce, cresce. E facendo così cosa si fa? Se queste persone sono regolari, perché mi sembra che per stare in Italia si debba dichiarare, fare una dichiarazione di redditi e dire che si prende questo, allora ho i requisiti per stare. Altrimenti per me rappresenti un costo. Se rappresenti un costo devo capire chi paga, se continuo a pagare io, poi è chiaro che è facile andare a arrabbiarsi sempre perché i conti alla fine non quadrano, della sanità, del sociale e così via. Anche se, per carità, non si vuole dare la colpa tutta agli immigrati, però è chiaro che rappresentano una costola importante di questo problema. Infatti lo stesso assessore all'immigrazione della Regione Veneto, Daniele Stival, recentemente ha detto massima attenzione nei confronti dei regolari, però bisogna essere molto rigidi nei confronti dei clandestini. Assolutamente, questo lo chiedono, me lo dice sempre l'assessore Stival, lo chiedono soprattutto le associazioni degli immigrati. Che danneggia anche loro. Esatto, con cui lui lavora mensilmente lui si trova e parlare di questo. Cosa gli dicono? Devi essere più duro, dobbiamo fare, perché altrimenti continuiamo a portarci gente che non ha nulla a che fare neanche con noi. È chiaro che la persona corretta, come erano i nostri italiani all'estero, mio nonno è stato all'estero, i miei nonni entrambi sono stati all'estero e hanno lavorato tanto tempo lì. Lì erano sempre visti in alcuni posti male perché c'erano italiani che non si comportavano bene. Quindi sappiamo cosa vuol dire, ma ci sarà anche un motivo per cui tutti gli anziani che sono ritornati dall'estero ce l'hanno a morte con questa condotta politica che va ancora a dare una mano a chi delinque e non a dare una mano invece a chi lavora e chi vuole crearsi una famiglia realmente in questo paese. Quindi credo che qui dobbiamo iniziare a porci delle domande: siamo noi, è il popolo italiano che sbaglia nell'essere troppo buonista o sono loro che fanno bene a approfittarsene?